Le piogge degli ultimi giorni non sono sufficienti a far entrare l'emergenza siccità che rimane ancora pesante. Nelle aree irrigui in Veneto ad aprile mediamente sono state registrate precipitazioni tra i 20 e i 40 mm. L'anomalia è a meno 25-50 mm sui comprensori dei consorzi di bonifica veneti. Il dato emerge dal bollettino mensile dell'Ambiveneto. Il volume d'acqua nei principali serbatoi montani evidenzia ad aprile un leggero incremento rispetto a marzo, che risulta simile al 2017, poco inferiore al 2012 e il doppio del 2003. Ma l'acqua rimane comunque scarsa e preoccupa la situazione dei fiumi. Al 30 aprile le portate sono state registrate su valori nettamente inferiori alle medie storiche. Nell'Adige meno 60%, meno 63 nel Po, meno 70% nel Brenta, meno 75% nel Bacchiglione. In un territorio dove i consorzi di bonifica hanno avuto un ruolo strategico nella distribuzione di questa risorsa fondamentale, ci si trova di fronte ad un paradosso. Un paese che ha investito risorse importanti nell'efficientamento della rete di distribuzione dell'acqua, nella innovazione nella gestione dell'acqua irrigua, non può non porsi il problema del fatto che in queste reti poi l'acqua ci deve essere. Oggi rischiamo che a fronte del sistema efficace nel distribuire l'acqua non ci sia l'acqua. Preoccupa poi la risalita del cuneo salino lungo i principali fiumi con valori di salinità molto elevati tali da richiedere, specie nei momenti di alta marea, la chiusura delle derivazioni irrigue. I consorzi di bonifica puntano sulla necessità di nuovi bacini di invaso, le progettualità sono pronte. Si tratta di offrirla a coloro che hanno le responsabilità poi di attuarla e in qualche modo metterla in campo. Non andiamo ad interferire né con il fiume né con la biodiversità, andiamo semplicemente a trattenere l'acqua sul suolo quando è in eccesso per poi ridistribuirla quando serve. Un'emergenza che deve però spingere ad interrogarsi sulle corrette politiche da adottare per preservare un bene indispensabile come l'acqua. Purtroppo ora come ora ci troviamo di fronte a necessità, non ne abbiamo a sufficienza e questo è un male da un certo punto di vista, perché non avere l'acqua disponibile è un male, ma forse risveglia le coscienze sul fatto che bisogna trattare questo argomento e questo elemento con la dovuta cautela.